Con la prima tappa al Parco regionale dei Colli Euganei inizia il viaggio a cavallo nelle aree protette, un'occasione non solo per ammirare le bellezze dei parchi, ma anche per contribuire al monitoraggio e alla tutela della biodiversità. Oggi è andata molto bene, è stata una delle prime giornate di primavera finalmente, dopo tanta pioggia, e abbiamo fatto 15 km qui all'interno del parco e abbiamo visto dei posti meravigliosi, dei panorami molto belli. Come è andato questo viaggio? Molto, è stato divertentissimo, con super cavalli e persone molto simpatiche. E cosa hai visto andando a cavallo? Oggi ci sono stati dei paesaggi stupendi in mezzo alla fauna, bellissimi, molto rilassante. Si parte dal Veneto, poi altre 21 tappe nelle aree protette italiane. È un'iniziativa che sorge dal protocollo d'intesa stipulato con Federparchi, Natura Cavallo e Ministero dell'Ambiente. Esplorare la bellezza dei parchi a cavallo significa anche sorvegliare, un'attività di sorveglianza della biodiversità e dei comportamenti anche che siano compatibili con l'utilizzo del parco. Lo scopo dell'iniziativa è di rendere l'escursionismo equestre una forma di turismo sostenibile, incentivando le pratiche a basso impatto ambientale e contribuendo allo sviluppo dell'economia locale. Io faccio passeggiate anche per chi non ha mai visto un cavallo, ho cavalli per fortuna all'altezza e preparati, posso mettere in sella più o meno chiunque.